Siamo nati e cresciuti a Napoli. Per noi non è solo una squadra di calcio, è una città. Napoli è identità. Napoli corre, lotta, si ribella. Napoli è bella. Qui non sei mai solo. Qui puoi tutto. Qui puoi spiccare il volo. E allora, tutti insieme, cantiamo in coro! Vieni a Napoli e non andrai più via. Napoli, 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 tutto il mondo è casa mia. Napoli, 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 questo è Napoli, Napoli, mamma mia. Napoli, Napoli. La sigla di apertura dice: vieni a casa mia e non andar più via, a casa della Neapoli Sarte. Buonasera, buonasera amici cari. Questa sera parliamo della zona in cui sono nato, la zona Flegrea, ma ancora di più nel dettaglio voglio soffermarmi sul quartiere Bagnoli, quello che ha vissuto una storia di 100 anni di attività industriale che soprattutto questa zona ha rappresentato a livello industriale il fiore all'occhiello rispetto a tutte le altre industrie italiane. Prima Ilva e poi Italsider, una struttura che ha abbracciato quasi un secolo di vita, dalla rinascita industriale di inizio Novecento alla mai purtroppo completata rinascita post-industriale annunciata e attesa agli inizi del nuovo millennio. In mezzo 100 anni e più nel corso dei quali un'attività silente ma sempre viva, il circolo dell'Ilva, è diventato il frutto di chi lo ha vissuto, lo ha animato e rianimato quando con la chiusura del CRAL nel lontano 97 è stata necessaria la partecipazione di tutti per evitare che l'ultima testimonianza dell'epica industriale bagnolese morisse. Restano la pubblicazione di un libro, un ampio archivio fotografico che solo a vederle suscitano tanta commozione ed emozione in chi è vissuto in questo stabilimento. Io ho avuto dei parenti, oggi purtroppo non più in vita, e vi posso assicurare che quando parlavano della città Ilva prima, dopo Italsider, per loro era come parlare della propria famiglia, della propria casa. Secondo me Bagnoli dovrebbe essere bonificata e con un gran progetto di ricostruzione e rivalutazione potrebbe diventare, non voglio esagerare, ma di certo una seconda Montecarlo. Questo sogno, per vederlo realizzato, dovremo avere altri uomini politici, nuove leggi senza la mano di persone prepotenti come la Camorra, per vedere una piccola città vissuta non solo da VIP ma soprattutto da tutti quelli che avrebbero sudato per la rinascita della stessa. Con l'ultima colata del 91 la fabbrica è stata costretta a chiudere dall'insipienza, dall'incapacità e anche dalla cattiva volontà delle classi dirigenti del paese. Gli operai, i dipendenti dell'Italsider hanno resistito fino all'ultimo e molti sono stati a lottare ai tentativi di resistenza e alle speranze di rinascimento. La storia del circolo Ilva appartiene interamente alla storia di Bagnoli, il più grande tentativo di industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno. E il circolo Ilva, dismessa la fabbrica, scomparsi i grandi partiti operai, è restato l'unico luogo di aggregazione sociale e civile dell'intero quartiere e ancor di più dell'intera area. Il circolo è promotore di azioni di solidarietà per vari soggetti, tra cui l'Associazione Gallo per i bambini dell'ospedale Posilipon di Napoli, Telefono Azzurro e l'associazione Le Vie di Natale per persone bisognose. Inoltre, all'interno della sala teatro del circolo sono state svolte rappresentazioni teatrali, spettacoli di intrattenimento per adulti e bambini, presentazioni di progetti e libri, premiazioni di manifestazioni, conferenze stampa e feste sociali a tema. Nel dettaglio, tra le più rilevanti cito quella della compagnia amatoriale del Circolo Ilva di Bagnoli, di cui fa parte l'ospite di questa serata, che è riuscito a mettere in scena vari spettacoli classici del maestro Edoardo De Filippo e non solo, ma di tanti altri autori. Nei mesi scorsi la compagnia ha debuttato presso il Teatro Troisi di Napoli con l'opera Natale in Casa Cupiello, ricevendo lusinghieri consensi. Gli attori bravissimi, dal primo all'ultimo.
tutto ha funzionato alla perfezione, dalle scene gradevoli ed essenziali alle luci e ai suoni. Così per un paio d'ore la platea del Troisi si è riempita di sussurri e di grida, di risate e lacrime, di silenzi e battimani, insomma, di emozione pura. Ed ancora una volta il teatro cosiddetto amatoriale si è fatto onore e ha dato dei punti a quello più palaudato, dimostrando che l'arte in qualunque sua espressione può diventare grande, soprattutto se c'è talento, umiltà e tantissima passione. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Una bellissima massima di Henry Ford. Questo è quello che dovrebbero imporsi tutti quelli che fanno parte di una compagnia teatrale, e Gennaro De Lucia ci è riuscito. Signori e signori, questa sera Gennaro De Lucia. Grazie della tua presenza, Gennaro. Grazie. Gianni, il cuore va a 1000 per queste bellissime parole. Guarda, fin quando si parla, ecco, di qualcosa che ha fatto parte della nostra vita, così come l'Ilva e poi il Little Cider, per me accendi un fuoco, perché come ti dico, come ti ho detto all'inizio, effettivamente c'è stata in casa mia mio zio, così come parenti, amici che mi parlavano e mi hanno sempre rimasto colpito quando si parlava, si sudava o li vedevi tornare a casa con tutti neri dell'industria che viveva. E purtroppo tutto ciò non l'abbiamo più. Pasquale Minopoli questa sera è con noi e questo Diego, fa molto piacere. Conosciamo, che nella commedia ha fatto Tommasino. Che bello, ottimo. Diletta Napoletano, ciao Gennaro. Lidia Castella, buonasera. È sempre con noi. Gianni Carrino, buonasera a tutti gli amici, buonasera a te. Fortunato Di Gennaro, buonasera signori, grazie. Angelo Germoglio, grazie Angelo per la tua presenza. Teresa Desio, buonasera a tutti. Claudio Campagna, grande Gennaro. E ancora abbiamo qualcun altro? Va bene. Lidia Tassella già con la sua prima domanda che ci chiede: Gennaro, cosa provi quando interpreti Edoardo? Lo senti il confronto o lo interpreti a modo tuo? Se sentirei Edoardo non reciterei. È meglio che usciamo fuori, perché lui è un maestro di grande spessore, quindi è meglio che usciamo fuori e facciamo divertire un poco così, mettendo qualche battutina, usciamo fuori, perché se poi facciamo la copia e incolla, no, peggio, no? È chiaro che l'autore bisogna rispettare in tutti i modi, però come misi qualche battutina della pagella e altre cose che si scappa una risata in più. Edoardo. Quando non è che sono un regista, perché essere regista è una parola molto importante. Io sì, ci vuole poche fantasie. Io organizzo i gruppi, cioè come un allenatore di calcio, cioè dipende la commedia. Come dipende la commedia, così io vado a scegliere gli attori. Cioè, Gennaro, nel frattempo che salutiamo Maria Apice, buonasera Gennaro. E Umberto Del Cuoco, buonasera ragazzi, è un piacere sentirvi, un bacione a Gennaro. Mi farebbe piacere sapere tu cosa fai in questa associazione Ilva, che ha tutta una radice. Io avrei un incarico, anzi, prima di dire questo, consiglierei a chi non è socio a farsi socio in quella struttura, perché abbiamo un mondo di discipline, cioè dalla canoa, dal canottaggio al tennis, al pattinaggio, al calcetto, al ballo, insomma costa poco, delle piccole cifre annuali, puoi avere modi di stare in un bellissimo spazio senza solarium, tra l'altro, senza pagare parcheggio, entri lì, insomma, il sociale è alle tue mani, c'è accoglienza per tutti. Inviterei a chi non ne fosse informati di questo circo tra l'altro, per fare soci ci vuole come minimo un socio che faccia da vallo come 5 anni di anzianità, si trova subito, posso essere io in questo momento. Ottimo, bell'invito e ti ringrazio, e senz'altro terrò presente di questo tuo invito. Vincenzo De Lucia, tuo figlio, ti saluta, sono orgoglioso di te, un grande attore soprattutto nella comicità. Che belle parole, bello.
Tra l'altro sono facile a commuovermi, speriamo che mantenga lucida la situazione. E poi io, tra l'altro, nel circolo, io c'avevo anche, ho 2 compiti, mi hanno assegnato Probiviro. Sarei Probiviro, faccio parte del collegio Probiviro, che siamo 3 di noi, un presidente e 2 consiglieri. E poi faccio una specie di direttore artistico, ecco, insomma, internamente, e poi porto lo spettacolo esternamente. Bello, dobbiamo conoscere questa associazione, allora. Dove sta assolutamente... Conoscila tu e fai conoscere pure agli altri, perché veramente è piacevole, è piacevole. Poi dice: quanto è importante divertirsi sul palco per far divertire la gente. Ma non solo sul palco, perché io lo faccio pure, anzi adesso un po' meno, ma già da 20 anni, insomma, la prima cosa che facevo è raccontare un qualcosa di divertente ai colleghi di lavoro, insomma, chi nasce che ha questa idea per fare l'attore, tra virgolette, perché mi ritengo un attore, non diciamo dire io interpreto di personaggi a modo mio. Voglio dire, c'è tutta una preparazione, quindi una preparazione. No, mi sminuisco come persona, ma perché a me piace organizzare, mettere insieme persone che non si sono mai conosciuti, che entrano in compagnia, addirittura qualcuno si è sposato pure, tra l'altro. Bello. E questo è piacevole per le compagnie, creare un'amicizia tra di loro. Saresti, ciao Luca D'Enrico, ciao carissimo, saresti in poche parole il fautore di quello che si è creato nel tempo, quindi unisci anche le persone e li fai diventare doppia. Forse non solo io, ma magari qualche altro regista che insomma... Però ci tengo, volevo ringraziare, se tu mi concedi questo ringraziamento. Certamente. Voglio ringraziare un autore e regista, tra l'altro mi commuovi quasi a dirlo, mi commuovo quasi, che ha dedicato delle splendide parole per quanto riguarda la commedia Natale in casa Pupille. Lo voglio ringraziare adesso e si chiama Antonio Magliulo. Perfetto. Un bacio, che è stata una persona molto... Mi commuovo facilmente, già stavo quasi per... Comunque lo ringrazio carissimamente ad Antonio, perché ha detto delle parole magnifiche, quindi un bacio a lui e alla sua compagnia. Tra l'altro che della sua compagnia mi ha prestato, come dice lui, ti concedo 2 attori, tra l'altro magnifici, che è Fulvia Oliva e Umberto Del Cuoco, che hanno fatto parte anche del Natale in casa Pupille e altre commedie passate. Gianni Carrino dice: Gennaro, ho avuto l'onore di recitare con tuo fratello Ciro. Sì, è tutta una famiglia, allora. È tutta una famiglia che si muove sul palcoscenico. Non è semplice? Fortunato Di Gennaro dice: non è semplice interpretare Edoardo, se lo interpreti sei consapevole di fare il tuo ruolo, non quello di Edoardo, se non lo si interpreta finisce una storia incantevole. Ha detto quasi le stesse cose. Sì, infatti. Mi trovo facendo commedie e quei spettacoli grazie a Ciro, mio fratello, che ha menzionato adesso Carrino. Volevo raccontare, se mi concedi, questo piccolo aneddoto. Io stavo a casa con l'influenza, grazie a noi non era virus, nel lontano 91-90, e mi disse: Gianna, perché non vieni, ci serve una persona, che dobbiamo fare 3 pecore viziose e cose. Se no, lo sai, non mi va. Comunque mi convinse, andai al circolo, che io già conoscevo perché giocavo a tennis, e c'era un tavolo che era quasi 10 metri lungo e c'erano già tutti i ragazzi, insomma, ragazzi che leggevano. Non mi presento neanche alla regista, che allora saluto, che è Luisa Russo Gigetta, è un Murzillo di Viale, forse conosci, no? Sì, come no? Allora, era lei la regista, mi guardò e dice: assettato, napoletanamente. Lei è molto diretta, molto spontanea. Vabbè, però confidenziale, era simpatica. Dopo un quarto d'ora che io stavo, non arrivava mai la mia parte, guardai Ciro, mio fratello, da lontanissimo. Ciro, vado a pigliare un caffè, e non ritornai più. Lasciai, abbandonai, che mi sentivo un poco troppo. Poi ci ritornai dopo 6 mesi a iniziare a fare la prima commedia, fu
La prima è stata Don Pasquale fa Acqua Pippa. Sì. Facevo Armandino, una piccola parte che mi assegnò, e poi da lì man mano siamo saliti di grado. Poi ho fatto la scissione di compagnia, e da allora, perché tu hai detto prima, ti sei dimenticato, è nata Ilva, poi il gruppo, poi Ital Sider, poi si è ribattezzata Ilva, adesso era Ilva, e quindi si è concentrata come Ilva Bagnoli, la fabbrica. E adesso ha 110 anni, non più 100, perché abbiamo festeggiato 110 anni. E quindi poi magari man mano facevo spettacoli, insomma, se posso elencare qualche spettacolo. Come no? È una serata tranquillamente. Sì, ho fatto Miseria Bella, io e Massimo Buonaccorsi, con Pasquale Minopoli. Infatti Pasquale Minopoli ce l'abbiamo proprio qui adesso, che ti saluta, l'ho battezzato io a Pasquale. Ecco. La sua prima commedia è stata Esciuto pazzo parrucchiano. Lo feci fare. Poi, ma Pasquale Minopoli è di Fuorigrotta, lui? Cavalleggeri. Ma non ha niente a che fare con Sandro Minopoli. No, adesso no. Che purtroppo non c'è più. No, come Minopoli, no, non lo so, tra l'altro, perché può essere pure che io conosco la famiglia, ma Sandro Minopoli forse no, non proprio. No. Mena Garzillo, Gennaro De Lucia, grande maestro di grande umanità, non solo nella compagnia ma soprattutto nella vita. Mi sento il cuore a 1000, quasi come nella prima di ogni commedia. Sono onorato di fare parte di questa bella compagnia. Grande dichiarazione, caro Gennaro. Questi mi fanno asciugare con lagrimetta, eh? No, assolutamente. Poi con Massimo Buonaccorsi ho fatto i due Pacioni, che mi diede lui il copione, disse Gennaro, è di Edoardo, però non si sa chi è Edoardo, se Edoardo Scarpetta, Edoardo Bennato, c'è scritto solo Edoardo. E la facevo io e lui questa cosa, sempre con Pasquale Minopoli e altri, che se lo perdiamo tempo. Poi Cupido scherza e spazza. Sì, un atto unico. Poi abbiamo fatto Gennaraniella. Un atto unico che di solito vanno insieme. Questa Cupido scherza e spazio, Gennaraniella, questa l'abbiamo fatta all'interno del circolo, dove ho detto prima che facevamo quasi tutto. Perfetto. Poi alla Mostra d'Oltemare abbiamo fatto L'amico di papà. Pensai, no? Sì. Poi abbiamo avuto la fortuna di fare questo spettacolo al Teatro Mercatante. Complimenti. Con mezz'ora di sfizio di Semi Fayad, che era quasi contemporaneo, era poverino morta da poco, però ci venne a onorare la presenza la figlia Cristina Fayad. Tra l'altro poi è un pezzo molto noto di Semi Fayad, però poco rappresentato. Sì. Ecco. Poi questo è un artista contemporaneo, giovane, e si chiama Oreste De Santis, e che è di Bacoli. Come no? Fatto io Alfredo Valentina, sempre con Pasquale Minopoli. È stato un mio veramente che non mi ha lasciato mai. Poi un Grazioso Via Vai, ne sono altri due. Non so se Grazioso Via Vai la conosci, che era un film Boing Boing trasformato in commedia. Ho capito. Arezzo 29, va bene. Numeso Frisca. Insomma, un bel po' di curriculum che non fa male. E poi le due, facciamo subito Donna Chiarina Pronto Soccorso. Sì. Poi nelle peggiori famiglie, non so se la conosci questa commedia, che è di Minervini e Guadagno. Li conosci? Rosario Minervini e Guadagno non è la prima volta che lo sento, però questa commedia non la conosco. No. E poi Servizio in Camere, che è stata anche di Oreste De Santis. Sì. Lidia Tassella chiede: qual è la difficoltà più grande quando vesti i panni del regista? Quando vesto i panni, la difficoltà che incontri. Quando tu in poche parole vesti i panni da regista, che difficoltà incontri? Ma da regista, la verità, guarda, nessuna. Ok. Ma non è una presunzione, per l'amor del cielo, perché io
Anzi, io sono buono con tutto quanto e loro stanno bene con me, penso. Ma, Dedicate poi, pochissime. ma vedi, Tanto perciò l'ho detto, tu alla fine dei conti dici non incontro nessuna difficoltà, perché probabilmente pur essendo, ecco, quelle vesti dove deve dirigere una commedia e soprattutto impartire il personaggio giusto, probabilmente sono pure gli altri che ti aiutano a realizzare subito quello che tu vuoi. bravo, sì. Lungimiranza per tutti, Esatto. accortezza per tutti. Gennaro, ascolta, cosa ti ha portato a fare l'attore? L'attore, l'ho detto, voglio ringraziare Ciro, mio fratello, che adesso purtroppo non c'è più, è lui che stavo io a casa, l'ho detto prima, a fare che avevo l'influenza, ma io non mi piaceva, perché io quando andavo a vedere le commedie, e ho visto anche delle sceneggiate, non so se tu è capitato a te, magari ai tempi no, con me Lucio Gallo, proprio a Mirna Dorsi che recitava alla Perla. Allora io non guardavo l'attore principale, io guardavo gli attori di primo grado, di primo, diciamo, livello, no? Per vedere se non so se mi riesco a spiegare, alle volte qualcuno che recita per la prima volta, no, si nota. E io adesso nelle mie compagnie ho cercato di dire ai ragazzi, non facciamo che qualcuno si accorgesse che è la prima volta che reciti, quindi non state attenti, non seguite, non guardate il pubblico, cioè entrate nella storia, nella commedia, ma non entrate nella distrazione per vedere se qualcuno del pubblico lo conoscete. Quindi entrate sempre. E poi l'ho detto, è sempre stata una cosa che mi è piaciuta, quindi facevo piano bar, facevo la musica, quindi nel mondo dello spettacolo già c'ero una mezza cosa già c'era, insomma. Gennaro, dice Peppestrino, secondo quale criterio scegli il testo da mettere in scena? Ecco, prima di tutto il testo è sempre evasivo, cioè noi dobbiamo far ridere, cercare di portare il pubblico a distrarsi per un paio d'ore, per un paio di giorni, diciamo. E poi le commedie cerco di essere fortunato, magari quelle più comiche, insomma, chi se crede, insomma, una volta scesi a occhi chiusi una commedia e là non ci fu criterio. Io avevo una pila di copioni così, mi bendai, misi una mano in mezzo, la tirai senza leggere, andai al lavoro ed era per mezz'ora di sfizio al mercatante. E siamo stati fortunati perché là c'era Massimo Bonaccorsi, c'era Pasquale Minobili, che sono stati bravissimi, e siamo stati fortunati perché il mercatante si è riempito fino a sopra, il palco, cioè, veramente siamo emozionati. E ce la siamo cavata, insomma è stata pure una bellissima commedia. Gennaro, ma tu hai un sogno teatrale nel cassetto? Ma sogni non tanto, devo dire la verità, anche c'è qualcosa che vorresti realizzare che però ce l'hai lì e dici ha già aspettato un momento opportuno. Vedi, eccolo qua Massimo Bonaccorsi. Mi piace fare l'attore e il regista. Ciao Massimo. Perché lui ha sentito il copione che mi diede che non si sapeva a chi appartenesse. Infatti le due ragioni. Mi piace fare l'attore e il regista. Ecco, è perché io e lui in questo mi ha fatto questa domanda, perché prima di fare Natale in casa Cupì l'ho fatto Uomo e Galantuomo ed è la prima volta che io non ho fatto il regista e l'ha diretta lui. Molto bene, devo dire, però io speravo in lui che entrasse in scena perché è bravissimo come attore, tra l'altro è stato bravo anche come regista con me, e fui fortunato perché 10 giorni prima della commedia un signore se la diede, andò via e dice: senti Massimo, vuoi o non vuoi che sta parte la fa forse tu. Ed era Uomo e Galantuomo, il commissario, non so se ti ricordi, il commissario di Uomo e Galantuomo, diciamo, del terzo atto. E quindi fui contentissimo. Tra l'altro mi ricordo un abbraccio del terzo atto che abbiamo fatto a fine commedia che è stato commovente. Lo ringrazio ancora adesso di cuore. Complimenti. Senti, il tuo personaggio interpretato che preferisci? Esatto, ci sta un personaggio di tutti quelli che hai fatto che però ti è rimasto nel cuore? È
è una parte piccola che ha fatto, sembra strano, a parte Natale in casa Cupile, che devo dire la verità, ha macchiato proprio il cuore in tutto, per la gente che ho avuto, che tutti i ragazzi che hanno recitato con me dal primo all'ultimo, e ci sono stati 2 o 3 che era per la prima volta che recitavano. Quindi, e voglio ringraziare anche un'altra persona, concedimi questo, che si chiama Mariangela Zannelli, che ogni commento non l'ho mai lasciato, l'ho portata sempre con me, una ragazza dal viso somatico che possa sembrare un qualcosa, ma non lo è. Cioè, mi hai capito, no? Ecco. Sì. Perché il padre dice, Gianna, fammi la cortesia, cerca di farle fare un qualcosa. Questo nel lontano 1990, e da lì ha fatto tutte le commedie insieme a me. Quindi non ti ha lasciato più. Non ha lasciato più. E poi stavo dicendo, Natale in casa Cupile è stata proprio una cosa per me sensazionale, perché ho scelto il periodo natalizio, perché tra l'altro è una commedia da fare nel periodo natalizio per trascinare automaticamente il pubblico, no? Certo. Già la è assorta in quello che è in il momento, insomma. E siamo stati fortunati anche col pubblico che abbiamo fatto, come hai detto, tu hai menzionato tu prima, abbiamo riempito le sale, tutte e 2 sale. Però devo ringraziare ancora 2 persone, professionisti tra l'altro, che io ringrazio sempre di cuore pure a loro, ed è Antonio De Maio e Nina Compediello. Sono 2 professionisti seri che mi accompagnano, mi hanno accompagnato per tutte le commedie. Una è scenografa di artisti e di nomi insomma importanti, e l'altro, Antonio De Maio, è un amministratore che amministra ancora tutte adesso compagnie di alto livello e cura anche me, quindi umilmente a me, insomma, e sono fiero di questi due splendidi amici che mi seguono, insomma, che mi seguono. Poi l'ho detto, prima che mi dicevi qual era la domanda? Prima ti ho detto se avevi un sogno nel cassetto, mi hai detto che appunto, insomma, da quello che ho potuto capire non c'è proprio un vero e proprio no. Di Guarda, solito una commedia all'anno faccio. Una commedia all'anno, vabbè, insomma, è chiaro che noi amatoriali, diciamo, chi lavora ben sai, no? Chi lavora, ognuno di noi ha dei tempi per poter esprimere e preparare quello che uno sceglie di fare. Lidia dice: sei venuto a vedere qualche commedia della Neapolis Art? Che ne pensi? Ti piace come compagnia? Allora, io a lei l'ho seguita perché poi lei ha fatto 3 commedie con me, tra l'altro, però ho visto 2 commedie di lei. Ma purtroppo la mia memoria è corta e quindi non riesco a ricordarmi. Probabilmente l'ho vista nella compagnia di Bonaccorsi, perché lei ha recitato pure con Bonaccorsi. Sì. Ho visto la penultima, l'ho vista che ha fatto, però non mi ricordo adesso perché erano tutte donne, tutte belle ragazze, lì altro easy, quindi non ricordo adesso la dinamica dalla bellezza del corpo femminile. L'ha colpito. Pestino dice: nel panorama delle compagnie a Napoli, secondo te c'è un attore emergente che può portare avanti la tradizione teatrale napoletana? Ma a livello amatoriale o insomma, sia a livello amatoriale che a livello generale, dai, ampliamo un po' il cerchio. Se tu hai individuato un personaggio, una persona, un ragazzo che può esprimere la tradizione teatrale napoletana. Allora, è uscito il suo nome qua sopra, perché è bravissimo, Pasquale Minopoli, è quello lì a livello, diciamo, lui è un semi-professionista perché fa anche delle cose professionali. Lo vedo proprio, ci tiene molto a farlo, molto. Però nell'ambito del professionismo il mio obiettivo più grande è quello che Salemme prenderebbe il nome di tutti, perché Salemme onestamente veramente è un mostro sulla scena per quelle cose attuali che fa. Non so se tu lo segui attentamente, perché lui porta le cose di strada, è come portasse come un Viviani, non so se sei d'accordo. Le battute di strada le porti sul palco, però è un mostro, insomma, per me. Salemme è quello che secondo me è l'erede, non dico Edward, ma di tanti attori messi insieme, ma non come
grandezza, nel senso che sia il migliore, Mm. come notorietà. Diletta Napolitano dice: ci siamo visti in teatro a dicembre con la commedia Sì. Natale in casa Copiello ed è stato un successo. Il pubblico vostro ha risposto molto bene, ma anche alcuni abbonati del teatro hanno partecipato con piacere. Vi aspettiamo l'anno prossimo. Ecco, questo è E un lei che invito. mi ha fatto il contratto. La ringrazio vivamente. Massimo grande- Bonaccorsi dice: a quale grande attore ti ispiri? Ma l'ho detto già prima, io non... a parte che forse nel sangue chi Eh. fa comicità, penso, mia opinione personalissima, non può che totem tutto quanto. Non poco. O no? Beh, c'è chi lo esprime di più che lo esprime di meno. Ci sta, Eh. perché non poco Beh, ci sta. ce l'abbiamo nel DNA tutti, insomma, di questi grandi E che poi, furono. e poi tutti quanti abbiamo la nostra napoletanità giornaliera, insomma, e che lavoro che ci spinge, insomma, a portare le nostre battute sul palco, no? Insomma, i napoletani hanno molta fantasia. Senti, Gennaro, qual è quella cosa che tu prima di entrare in scena fai? Vabbè, a parte quella cosa tradizionale col gruppo, merda. spengo il telefonino, e molto prima, io vado molto prima a teatro, cerco di andare quando sono solo, perché siccome che il giorno prima non riesco a dormire bene, cerco di riposare un'ora chiudendomi dentro in un camerino, spengo la luce e sto cercando di rilassarmi, e quello è un momento molto particolare. Poi arrivano gli altri e basta, insomma, è quello che una raccomandazione a tutti quanti, insomma, è quello che comunemente si chiama concentrazione. In quel momento tu stai facendo una allenamento, però perché tu, il regista, si occupa di tante cose. Massimo dice: Gennaro, ma tu fai il regista, l'attore, poi fai questo, poi la scena, poi le luci, poi ha ragione, abbiamo ragione tutti quanti, però non lo so, insomma, a me mi va di fare così, mi andava, è più bello, perché quando si chiude il sipario, che finisce il terzo o il secondo atto, quando finisce la commedia, cara, proprio che l'adrenalina che si è caricata fino al 1000 si scarica e ti senti bello, rilassato, non so, si scarica tutto, insomma, e stai tranquillo. Lidia ti chiede: qual è la prossima commedia che vorresti fare o che eventualmente hai già scelto di fare? Ma Lidia sei geni stasera. Bellissimo. Allora, lei è onnipresente e sempre attiva nel fare le domande. Ma Lidia è simpaticissima, ha fatto la vedo anche in Rai, cioè la vediamo anche in Rai, tra l'altro, lo sai, no? Sì. È dappertutto. Certo. Aspetta, diceva Giuliano, la prossima commedia che vorresti fare? Hai scelto una commedia da fare che hai prossimamente in cantiere? Ho letto 2 copioni, che sono 2 film che però sono un po' complessi. Per esempio Tony Mars, non so, te lo ricordi? Sì, come no? Che è sempre Edoardo, tra l'altro. Però il Tony Mars non è proprio come Uomo e Galantone, un po' diverso. È simpatico, però Tony Mars, e poi non mi ricordo l'altro, ho letto un'altra commedia ancora, però ancora mi devo orientare proprio alla commedia da fare prossimamente. Ho capito. Peppe Strino dice: oltre a portare grandi classici napoletani, non pensi sia giusto portare testi moderni per cercare di portare a teatro un pubblico più giovane? Ma li ho portati, quelli di Oreste De Santis. Ho portato io Alfredo e Valentino, ho portato Servizio in Camera, che è una commedia brillantissima. Hai avuto una risposta, diciamo, di un pubblico maggiormente giovane, oppure hai un pubblico variegato che ti segue? Allora, il pubblico, il 30-40%, diciamo, è quello anche del circolo nostro che ci segue. Però, come ho detto prima, per una questione anche di farci conoscere meglio, no? E anche economicamente, devo dire la verità, per cercare di fare entrare qualcosa di più, perché le spese poi aumentano, vado fuori a fare spettacolo, quindi
E poi, aspetta, qual era la domanda? Scusi, mi sfuggiva. Che in poche parole, se tu scegliendo un copione più comico, più brillante, hai avuto modo di vedere più presenza giovanile, oppure hai un pubblico che ti segue ed è quindi è costante? No, diciamo che l'ultima ipotesi tua è quella, insomma. Perfetto. Il pubblico giovanile, diciamo, l'ho avuto grazie a Fulvia, perché insomma c'è un bel seguito quanto si muove, perché lei fa delle attività, e quindi Col Natale in Casa Cupillo, l'ultima commedia, e anche Comune Galantuomo, un po' più giovanile. Poi loro forse hanno pensato che Edoardo piacesse e quindi si sono presentati. Non lo so se è questo, perché poi va a capirli poi i giovani, non è che poi... Gennaro, una cosa un po' futuristica. Da qui a 10 anni, come ti vedi? Che cosa pensi dove pensi di trovarti? Ecco, chiudi gli occhi ora, li riapri tra 10 anni. Dove sei? Dove ti trovi? La domanda, la risposta è più facile, speriamo che mi trovo ancora a casa. Questo è poco ma sicuro. Ma questo, no? Questo è scontato. Anzi, troviamoci. Per questo è auspicevole questa domanda. Cioè, noi tra 10 anni ci troviamo io e te. Allora, io spero di trovarmi ancora nel circolo a dare a dare la mia collaborazione al circolo, come ho sempre fatto, perché poi là, ho detto, il circolo è un passatempo straordinario. Poi non so, vedere i miei nipoti più grandi a livello di commedia, io spero di fare sempre una commedia, portare sempre uno spettacolo annuale per il circolo e per i nostri amici che ci seguono. Essere fortunato a trovare sempre la commedia giusta, che non è la commedia giusta e le persone giuste, perché come hai potuto insomma vedere, ma questo poi succede in ogni compagnia, c'è sta quello che è affezionato e rimane con te a vita, e poi invece quello che oggi sceglie di stare con te, ma domani semmai vuole o mettersi in stand-by oppure fare altro, insomma. Laura Manunta dice: secondo me Gennaro De Lucia è nato già attore, è un grande. Che bello avere queste conferme. Laura Manunta, bellissima Laura, la bellissima Laura. E Lidia ancora: Gennaro, ma ci sia competizione tra le compagnie amatoriali? No, e se c'è competizione non mi piace a me la competizione. Devono essere lì protese a fare qualità per la competizione non mi è mai piaciuta. Esatto. Mai. Anzi, io applaudo tutti, insomma, non ci va. Senti, ma parliamo un po' in casa Neapolis Arte. Questa scelta che Neapolis Arte in mano a un giovane come Mariano Grillo, che ne pensi di Mariano Grillo, di questo nome? Guarda, tu tieni un figlio che sei fortunato ad avere un figlio, insomma... No, ma Gennaro, io questa domanda la faccio spesso per capire in poche parole che figlio tengo, perché ancora la gioco. Ma io non si ferma mai sto voglione. Sei fortunato, è un ragazzo brillantissimo, non smette mai di preparare un qualcosa, è tecnico, magari tecnico luce, magari tecnico audio, prepara questi lavori, quest'idea che ha avuto che è bellissima, insomma, insomma, sei fortunato, non puoi... Io direi magari fossi pure così, insomma. Perché non anche così come mio figlio, nel senso vorresti essere mio figlio. Vorrei essere anche come fa Mariano. Tra l'altro io poco facevo pure io, come fa Mariano lo facevo pure io, adesso mi sono calmato poco, io facevo il tecnico dell'audio, questo e quell'altro, se stare poco a scipazzi da questo momento, però se la vede bene, diciamo, non è che poi lavora, fa in un mese fa 2 spettacoli, poi ne prepara un altro, onore a lui. Purtroppo lo ha bloccato il Covid, così come ha bloccato tutti quanti noi, e quindi dobbiamo riprendere assolutamente tutti quanti, Gianni, sei fortunato, hai capito o no? Mi dice Diletta.
Di lei, ma che è geloso, non ci capite? No, ci intendiamo, parliamo molto io e Diletta, quindi per questo. Lidia dice: che personaggio faresti fare a Mariano in un tuo spettacolo? A spalla azzeccata la rete, non come spalla nel senso secondo attore. Il Segugio, il Lello Arena di Massimo Troisi. Bella fotografia, mi piace questa cosa. Dunque, allora, raccontaci un po', Gennaro, il percorso. Quindi abbiamo visto che tu all'improvviso ti dai pure al destino, tra una pila di copioni, metta a mano e ne tiri uno fuori. Però poi dopo, da quel momento, come organizzi tutto il da farsi? Il tutto da fare, tu sai che inizialmente un po' di difficoltà si va, no? Certo. Perché io non ho il teatro stabile. Credimi, soprattutto se scegli in quella maniera lì il copione, è tutta zappa coppe e dire, almeno nel mio modo di vedere. No, perché legge copioni, poi dice: caspita, ecco, ho questa struttura disponibile per fare questo copione, e quindi cerchi poi dopo di costruire la vita di cui si deve raccontare. Un paragone un poco azzardato, sai, come l'allenatore di calcio. Devo dire che Natale in casa Copielo ho dovuto fare per forza così, perché faccio dei nomi, li devo fare per forza, perché questa ragazza doveva fare, proprio per colpa del Covid, aveva venduto tutti i biglietti a Troisi, Furia Oliva, Antonio Magliulo, non so se lo conosci. Sì, come no, è molto bravo. E ha dovuto insomma rinviare la commedia. Proprio per Natale in casa Copielo ho scelto questa ragazza, Fulvia Oliva, perché è brava artista, Umberto del Cuoco, poi ho scelto Pasquale Minopoli. Farei tutti i nomi, però posso dare reco fastidio, nel senso che posso pigliare tutto un po' di tempo, perché ne sono 16, se li posso elencare. Se cerchi di elencarli in una maniera abbastanza veloce, va bene, dai. No, Emanuela Ciuccio, Giorgio Barbieri, Diego Muzio, Antonio Toscano, Mena Garzillo, Giovanni Troia, Maria Rosaria Cocca, Gennaro De Martino, Augusto Cupuzio, Patrizia Organidiana Ferri, Lara Baldini e la Mariangela Zannelli che ho detto prima. Sì. Grande. E poi con Massimo Malavolta aggiungiamo come scenografia e come costumi Susi Garofalo. Non ci dimentichiamo Susi Garofalo, perché chiaramente Susi Garofalo è una delle costumiste presenti soprattutto nella scia di tutte le commedie, di tutte le compagnie amatoriali. Vedo che in questo momento Gennaro De Lucia probabilmente c'è qualche problema tecnico, e noi qui stasera abbiamo quest'ospite, Gennaro De Lucia, giusto per prendere un po' di tempo, nel frattempo che la regia ci mette nuovamente in collegamento con Gennaro De Lucia. È un fautore, un organizzatore, uno che ha fatto crescere questa compagnia in un contesto di quello che può essere l'associazione che vive da si può dire quasi un secolo, anzi da più di un secolo, come diceva Gennaro, di tutto quello che avviene, di quello che è stato nella grande società Ilva e poi Italsider. Ecco. Gennaro vedo che ancora non è con noi. Io vi dico che siamo arrivati quasi alla 28ª puntata. Sicuramente prossimamente giovedì avremo un altro ospite, dovrebbe essere con noi, spero che confermerà la sua presenza, Nunzia Di Mare, e quindi ne sentiremo altrettante delle nuove e delle belle. Ecco. Eccolo qua Gennaro De Lucia. Ecco, che è successo Gennaro? È caduta? È caduta la linea che
succedere. Avevo paura che era colpa mia, no, ma non ho toccato niente. No, non ti preoccupare, può succedere, e io che ho tentato, insomma, di dare delle informazioni. Massimo Bonaccorsi dice: un tuo difetto è un tuo pregio teatralmente parlando. Te lo riconosci un tuo pregio e un tuo difetto? Non facciamolo dire soltanto agli altri. Tu. Sì, il mio difetto? Un po' testardo, che non ritorno sui miei passi, cioè, a cava mi sia detto che devo fare così. E la destra. Che la destra. È un tuo pregio a questo punto, quindi non soltanto un difetto, ma anche un pregio. Il pregio, non vorrei essere, cioè, uno se si dà un pregio si dà boriosità, no? Potrebbe. Ma a me il mio pregio è unire gli amici, unire la compagnia. Non hai detto niente, assolutamente, è una cosa così bella. E andare d'accordo e essere sempre cortese rispetto reciproco, diciamo. Gennaro, un'altra domanda. Ma torniamo indietro di 30 anni, ai tempi di Maradona. Che ti ricordi? Che ti viene in mente? Maradona? Per associare a teatro o solo Maradona? Ma solo Maradona. Non so quanto tu ti possa divertire per il calcio. Mi hai detto che fai tennis e non so quanto tu abbia... Ma tra l'altro io stavo nascendo come calciatore perché giocavo nelle giovanili del Napoli. Poi, allora, una cosa sbagliata. 30 anni io nel 64 facevo le partitine a spettacolo allo Stadio San Paolo. Ah, caspita. Con Altafini, Sivori, avevamo le magliette con la S sul petto. Che bello, che bello. O raccattapalla, insomma. Anzi, se posso dire un aneddoto su Italia-Bulgaria europei del 1968, uno stupido raccattapalle prese la palla prima che uscisse dal fallo laterale. Oh, Madonna. Ed era Gennaro De Lucia che Zoffo rinviò dalla porta, c'era Giuliano che cercava e disse lascia. Io lasciai, venne come si chiama? Uno svizzero, l'arbitro che venne vicino, mi redarguì, insomma, così verbalmente, e niente, e poi fece la palla in alto come si usa fare. Ma significa che già in quel momento stava nascendo la dote di essere attore in primo piano sul palcoscenico. Una dote negativa, però. C'era Beato, ti ricordi Beato? Beato era un accompagnatore che mi disse una parolina, insomma, che adesso non si può dire. Il napoletano. È un giocatore della Germania. Ho capito. No. Senti, Gennaro, il teatro amatoriale visto da Gennaro De Lucia, cosa miglioreresti? Migliorerei? Le organizzazioni. Ecco. L'organizzazione. A me mi fa piacere, ma per esempio c'è stato un altro signore, uno che pure nel campo amatoriale è autore, anzi che va pazzo per gli inediti, e questo è che sta cercando di organizzare una rassegna, non so se lo posso dire, no, si può dire. No? Gesù. Si chiama Peppe De Santis, sta cercando di organizzare una rassegna televisiva, diciamo. Ho capito. Che tu mandi solo il DVD e su Campania Felix. Ho capito, perfetto. Sì, ho già visto qualche cosa di Peppe. Che dire la verità, insomma, devo dire, fa bene, insomma, come organizzazione, capito? È una diciamo considerazione. Ben vengano queste opportunità come la piattaforma, ecco, questa per dare spazio a chi vuole stare in compagnia nostra e di tanti amici, così come in questo momento stanno vedendo questa diretta. Anche un'altra persona c'è che forse conosci, Giorgio Bruno, però lui non è un autore, lui è praticamente un organizzatore di eventi, di rassegne, che è molto importante pure lui. Okay. Senti una cosa, qual è il tuo consiglio che daresti a giovani aspiranti attori?
Di studiare prima di tutto, di cercare di essere accompagnati a qualcuno che vi può portare con la mano, di studiare, insomma. Ma non si trova tanto facilmente, a meno che... Anche perché l'accademia si paga molto, si può fare, capite? Allora, spesso e volentieri si trovano nelle nostre compagnie, Gennaio, o magari di un altro, ed ecco il fatto che ti ho detto prima, cioè studiare e studiarli, di non far capire che la prima volta che salgono sul palco, cercare di non entrare nella storia della commedia, ma non entrare a distrarsi chi c'è nella sala, perché spesso succede così. Allora tu ti metti vicino, i primi studi sono questo, insomma, se no a me fa piacere. I giovani, però sono pochi, però non è che ne sono tanti. Sì, dovrebbero, i giovani invece stanno in via, dovrebbero invece far parte di queste compagnie che portano avanti la tradizione napoletana e soprattutto la cultura. Ecco. Ne sono pochi, purtroppo. Purtroppo. Sono pochi quelli che scelgono di entrare in compagnia e di sacrificarsi. Questo è un po' Perché poi a me mi meravigliano quando escono giovani e fanno tutte le prove, vengono tutti i giorni. Vuol dire che sembra strano che un ragazzo di 20 anni viene alle 5 a fare le prove fino alle 8:30, alle 9, magari un giorno sì, un giorno no, insomma, e segue molto. Sembra strano, che qualche volta è capitato, dice no, Gennaro, non ce la faccio, dopo un mese ti abbandonano. Può anche capitare questo. Mario Di Gennaro, buona serata. Grazie Mario, grazie anche a te. Allora, Gennaro, adesso è venuto un momento dove ci divertiamo un poco con delle domande a raffica, dove tu in poche parole mi devi dare una secca risposta senza pensarci e senza spaziare, ok? Sei d'accordo? O sì o no? Esatto, bravo. Hai mai tradito? Non c'è la domanda. No, tu rispondi. Tradire? Ma tradire Hai mai tradito? Punto. È generica come domanda. A livello lavorativo, sì. Ok, perfetto. Poi, se vieni tradito, perdoni? No. Totò o Edoardo De Filippo? Totò. Teatro o TV? No, teatro. Sì. Ho detto teatro. Che personaggio daresti in un tuo spettacolo a Mariano Grillo? Ho detto... Una spalla. No, vabbè, non per sminuire Mariano. No. Co-protagonista. Okay. Co-protagonista. Perfetto, ok. Uno spettacolo che faresti insieme a noi, se casomai c'è uno spettacolo che tu dici, caspita, volessi fare insieme alla Neapoli Sarte. Proprio, cioè partecipare insieme tutti quanti alla compagnia? Se c'hai un titolo di una commedia, se ce l'hai. No, vabbè, anche un musical. Ok. Sesso o amore? Amore. Ti sei mai ubriacato? Una volta. Attore o regista? Attore. Tre persone che porteresti sull'isola deserta. Devo fare nome e cognome, l'isola deserta. Sull'isola deserta, chi porteresti con te? Massimo Buonaccorsi. Pasquale Minopoli e Umberto del Cuoco. Vabbè, ma capite, una bella combriccola. Tutti per uno per tutti. Un teatro in cui ti piacerebbe recitare? Fortunatamente l'ho fatto, poi in Mercadante. Bello. Se tu fossi un animale, cosa saresti? Se io fossi un animale? Bravo. È il più domestico che c'è, il cane. Ok. Cos'è che non sopporti? C'è qualcosa che non sopporti davvero? L'arroganza, il guascone. Convivenza o matrimonio? Convivenza. Descriviti con un aggettivo. Semplice proprio, uno dei più semplici. Ma guarda, già quello è un aggettivo.
Semplice. Da piccolo cosa aspiravi di diventare da grande? Quello te l'ho detto prima, calciatore. Attore ci pensavo proprio. Nino D'Angelo o Gigi D'Alessio? Per un fatto di conoscenza, Gigi D'Alessio. Ok. E poi mi piace pure. Che squadra tifi? Napoli. Ah, vabbè. Tutto poteva essere che alla fine usciva fuori con cada squadra. No, però devo dire la verità. Oi. No, ferma. Allora, i giocatori che ci hanno dato soddisfazione nel Napoli, non so, all'inizio Carannande, Maratona, Sì. Ferrara non tanto, però devo dire la verità, Carannande quando andò all'Inter simpatizzava per l'Inter, ma solo perché si Carannà. No, Cannavaro, scusa, no Carannante. Cannavaro. Perdona, Cannavaro. Giusto per concludere, se ti dico Mariano Grillo, che mi rispondi? Una parola soltanto. L'istrione. Ok. Bene, allora, se ti dico questa, che foto ti ricorda? Guarda, non voglio dire che mi ricorda il calcio, però mi ricorda mio padre, che mio padre all'insaputa mia mi mandava il fotografo sopra il campo. Che bella cosa. E li metteva in esposizione a Via Roma dal fotografo di Domenico. Ma mi ha fatto commuovere, la non pigliata questa fotografia. Non lo so, guarda, la regia che sta dietro Magliani, un grande abbraccio, sei un mostro. Mi pigliate questa fotografia, mi ha fatto commuovere. Guarda, mi ha fatto commuovere pure a me, perché mia mamma ai suoi tempi, quando noi eravamo piccolini, usava fare questa cosa. Ovviamente ai tempi, stiamo parlando almeno 60 anni fa, 70 anni fa, pure volendo mettere pure i miei fratelli, non c'erano i telefonini, non c'erano le macchine fotografiche, per cui tu chiaramente dovevi prendere un fotografo e dicevi: per favore, facite una fotografia un figlio mio. E io mi sono ritrovato delle fotografie che mi hanno lasciato i miei genitori, ecco, al nostro insaputa. Esatto. È stata una bella chiacchierata, carissimo Gennaro. Anche per me. Vuoi fare una tua chiusura, un tuo modo di voler esprimere un tuo pensiero? Ti voglio ringraziarti di cuore, perché tutte le parole che hai detto inizialmente, perché Tagitti, io mi commuovo facilmente, avevo paura di non riuscire a iniziare tutte le cose che tu hai detto da solo quando io non apparissi ancora nel parlare. Quindi ringrazio te per le belle parole, e io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me nella compagnia, e prima di tutto ringrazio il Cicco Riva Bagnolo, che ci ha dato sempre la chance di provare, ma un po' devono ringraziare anche loro me, perché io ho fatto pure un qualche che amo tutti quanti. Che bello. E va bene, allora, amici cari, anche questa sera è finita. Mi raccomando, non dimenticate, come sempre vi ricordo, di lasciare un vostro like e, meglio ancora, anche un piccolo commento, che ci fa sempre piacere. E io vi lascio sempre con la mia massima, al quale sono proprio affezionato: la vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Vi auguro una buona notte. Ciao a tutti. Buonanotte. La vida es una y es un carnaval, como en los